tutta la comunità, tutti noi speravamo che Mattia riuscisse a sopravvivere e soprattutto potesse riprendersi il prima possibile. Purtroppo così non è stato. Tutta Zero Branco ha sperato fino alla fine che Mattia Aquilin potesse farcela. Il giovane di 24 anni ha lottato tra la vita e la morte dopo il grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto nella notte tra domenica e lunedì. Mattia, alla guida della sua Panda, era uscito di strada in via Scandolara a Zero Branco, finendo prima contro un palo del telefono, poi contro il muro di recinzione di un'abitazione. L'impatto era stato violentissimo, il 24enne aveva riportato gravi lesioni che avevano richiesto anche un delicato intervento chirurgico. Purtroppo poi stanotte il drammatico epilogo, il cuore di Mattia ha smesso di battere. Un dolore inconsolabile per i genitori e i fratelli del ragazzo, ma anche per tutta la comunità di Zero Branco, che si trova ancora una volta a dire addio ad un suo giovanissimo concittadino. È il sindaco Durighetto a ricordare così Mattia. Mattia lo incrociavo in questi giorni qui in piazza perché lavorava in un'agenzia immobiliare qua in centro. Mattia è sempre stato educato, salutava sempre lui per primo, un ragazzo tranquillo, posato, ma anche insomma, che sapeva divertirsi. Ecco. Quindi è davvero un colpo forte per tutta la nostra comunità che ancora una volta purtroppo si trova a doversi stringere assieme in un abbraccio ideale a tutta la famiglia. Non è stata ancora al momento fissata la data dei funerali. Nelle prossime ore l'amministrazione comunale di Zero Branco deciderà come rendere omaggio a Mattia, mettendosi a disposizione della famiglia. Noi siamo a disposizione nel momento in cui servano spazi più ampi, visto anche l'età e quindi la possibilità che ci siano molte persone alle esequie, però questa è una decisione che deve prendere la famiglia e che quindi noi siamo a disposizione. Ecco.